Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Omicidio di Scoglitti, litigio che ha portato all'uccisione di Vasile Romas, 43 anni, è scaturito da futili motivi legati alle faccende domestiche e all'acquisto di beni alimentari. Un connazionale ha confessato. La sentenza della Corte di Cassazione ha confermato a Palermo la confisca del patrimonio di Enrico Splendore, 56 anni, per un valore di circa 7,5 milioni di euro. Operazione fake cars a Caltanissetta, 6 misure cautelari, gli indagati rivendevano automobili oggetto di furto o di appropriazione indebite ai danni di società di leasing. Arrestato il responsabile di 2 rapine ai danni di un ufficio postale e di una farmacia, operava col volto travisato e armato di coltello. Denunciati alla Procura di Catania 267 indebiti percettori di reddito di cittadinanza in tutta la provincia etnea non avevano dichiarato di essere già riscossori dell'indennità di disoccupazione agricola. Infine ricorre oggi la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'obiettivo è rinnovare l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.